Uè, scusa! Ciao caro, senti, volevo aprire un business siciliano su al nord, a Milano. Cosa mi consigli? Ma scusa, perché non ti apri un ganci da fuori? Che? Un Ganci da fuora, combo di parola siciliana più brand palermitano. Ganci, famosa rosticceria palermitana che vende prodotti capaci di dare assuefazione immediata. Il siciliano sicuro di quest'arma propone sempre di aprire un Ganci da fuora, un Ganci fuori la Sicilia. Per ogni siciliano il successo imprenditoriale è garantito. Vieni con me che ti spiego com'è, siamo alla cala, al punto giusto. A Palermo. Vocabolario siciliano per turisti, speciale, enciclopedia dei pezzi. Uè, Burundi, allora cosa mi fai mangiare di tipico siciliano a colazione? Ah, pacchia, senti a me. Mangiati un cartoccio. Oh, grazie. Cartoccio palermitano, dolce fritto con ricotta di pecora zuccherata. La sua particolarità più famosa è quella di farti venire il diabete. Curiosità, simillanta sia difficilissimo morderlo senza fare uscire la ricotta dal buco di dietro. Uè, buona è buona, ma siamo sicuri che era di qualità? Non ti preoccupare, Pacchio, abbiamo l'esame specifico che indica se era di qualità. Glicemia 1200. Qualità top. Ma adesso puoi assaggiare questo. Iris al forno e fritta. Iris al forno e fritta. L'origine del nome Iris proviene da un pasticcere palermitano. Egli preparò questo dolce in occasione della prima dell'opera Iris di Pietro Mascagni. La sua creazione divenne talmente famosa che indusse il pasticcere a cambiare il nome della sua caffetteria proprio in Iris. Curiosità, si vocifera che Biagio Antonacci abbia scritto l'omonima canzone dall'ospedale dopo che ne aveva mangiate 8 di fila. Uè, ma non è che possa finire soltanto un posto dove si fa colazione. A Milano ci vuole il pranzo, hai capito, Ma bravo? con chi stai parlando? Qui abbiamo tutto, mister! Mister, appellativo palermitano. Non esiste palermitano al mondo che non lo usi in alcune circostanze, tipo chiedere un'informazione stradale, chiamare un commesso o una cameriera. Il palermitano usa altri appellativi simili. Tra i più conosciuti ci sono compà, cusci, frate, figlio, gne, me fra, ninni e zizi. Curiosità, il termine mister è soprattutto usato dai parcheggiatori abusivi per chiederti il famoso euro per il caffè. Partiamo dalla nostra specialità, il panino con le panelle. Buono. Panino con le panelle, tipico piatto buonissimo dello street food palermitano. Le panelle non sono altro che farina di ceci, acqua e prezzemolo fritte nell'olio caldo, dentro un panino fatto con farina di grano. Curiosità, la leggenda narra che l'ingrediente segreto sia la saliva. Infatti ogni panellaro che si rispetti per controllare la temperatura dell'olio sputa all'interno della pentola. Aia! Questo era un pochettino pesante. Siamo ancora all'inizio, guarda che ti faccio mangiare lo sfincione, anche detto lo sfincionello. Nello, ma di piccolo non ha nulla. Mangia che questo è buono. Lo sfincionello. Sfincionello è un prodotto tipico della gastronomia palermitana, ricetta molto antica che vede come ingrediente cardine il pane pizza con sopra una salsa a base di pomodoro, pezzetti di caciocavallo e tanta cipolla. Curiosità, è scientificamente testato che dopo che lo mangi non potrai avere rapporti con l'altro sesso per almeno 3 giorni. Basta, ho finito, me ne vado. Non ne vai Milano, ancora non abbiamo finito, tanto mangi lo spiedino, anche detto uspatino. Telefono, questo è buono. Lo spiedino palermitano. Esso non è uno spiedino ma è un mattone di pan carré con dentro ragù di carne, carote, piselli, sedano, besciamella, pan grattato, una bicicletta e mio cugino che non vedevo da tanto tempo. Basta, non ce la faccio più. E poi scusa, quanto stai spendendo? Non è giusto. Qua ti pare che siamo a Milano, qua i pezzi costano 1 euro e adesso ti devi mangiare la signora arancina, perché a Palermo si chiama arancina, quella rotonda è a carne e quello ovale è a burro. Me ne mangio tutte e due. Vai! Arancina a carne o a burro? Si tratta di una palla di riso impanata e fritta. Il nome deriva dalla forma originale e dal colore dorato tipico che ricordano un'arancia. Curiosità, nel giorno di Santa Lucia i palermitani fanno a gara a chi mangia il maggior numero di arancine. Il record stabilito è di un certo Francesco Di Blasi che ne riuscì a mangiare 12 in una sola ora. La leggenda narra che gli esplose il fegato prima di chiedere il conto. Oh, Pacchionello, ripigliati che ancora non abbiamo finito. Io ho le visioni. Ma quale visione? Il pezzo con la besciamella non te lo
mangi? Invece che? Pezzo con la besciamella per la rubrica miti da sfatare. Tecnicamente un pasto completo è composto da un involucro di pasta brioche farcita con besciamella e prosciutto. Il 90% dei palermitani non sa qual è il suo vero nome e lo indica come pezzo con la besciamella, ma in realtà detto da fonte certa si chiama fiorentina. Quindi se stai vedendo questo video, la percentuale detta prima si abbassa. Pompa, ti sei mangiato tutto il vassoio, ma almeno ti sei convinto ad aprire un gancio da fuori. Sì, figa, sono convinto. Ma ti è cresciuta la barba? A Palermo.